Perché non ci sono certezze, dovremmo chiederlo a Leni. Io ho qualche idea, ce l'ho, la tengo per me perché sono un ottimista impenitente. I piani di investimento di Eni a Porto Marghera sono stati al centro di un incontro tra l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato e i sindacati di categoria. Per i rappresentanti dei lavoratori gli investimenti promessi da Eni nel territorio veneziano sono insufficienti e non garantiscono prospettiva ad un futuro industriale. Adesso io mi vedrò con le altre due regioni interessate, Lombardia ed Emilia-Romagna, in modo tale da fare poi una sintesi da consegnare ai tre presidenti di regione perché si possa arrivare, questa è il mio desiderio, si possa arrivare a un accordo di programma che contempli l'esigenza dei lavoratori e al contempo l'esigenza di sviluppo di futuro che ha Porto Marghera, perché Porto Marghera non significa solo Venezia, significa l'economia del Veneto. Secondo la Filctem CGIL di Venezia, la certezza della volontà di abbandonare Porto Marghera da parte di Eni è legata da un lato alla vendita dello storico capannone sindacale al Comune di Venezia, dall'altro alla chiusura degli impianti cracking e aromatici. Se tu chiudi un ambito per aprire un altro ambito di forte respiro, nessuno ha nulla da dire. Perché se io avevo 100 persone dedicate al cracking e dopo ne avrò 100 dedicate all'idrogeno verde o all'idrogeno blu, con una prospettiva di crescita interessante verso un'autosufficienza energetica, nessuno ha nulla da dire. Il problema è che non avendo certezze la preoccupazione è legittima.